Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria, come sempre, per raccontarvi quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Allora, prima di andare a sentire il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato, vi ricordiamo che in sovrimpressione vedete un numero di conto corrente, un IBAN, è l'IBAN dell'associazione Helios Onlus, che sta raccogliendo fondi per dotare l'ospedale di Bassano del Grappa e la sanità della Pedemontana di attrezzature all'avanguardia per poter combattere la lotta contro il coronavirus. Donare è facile, si può fare anche da casa con l'home banking, ci sono vari canali, voi troverete questa informazione anche sulla nostra pagina Facebook e anche sul nostro canale Telegram, poi vi faremo vedere anche quello della regione come IBAN attivato per raccogliere fondi, ma c'è tempo, lo vediamo più tardi. Adesso, finché siamo qui a vedere qual è la situazione in Veneto, stiamo chiamando il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato, che sentiamo perché l'area termale è un po' quello che è il paradigma lo vediamo, l'abbiamo qui in collegamento, lui è il sindaco, diciamo, di Abano Terme, che in questo momento è il paradigma delle terme regionali, perché quello che sta vivendo l'area termale padovana si può riportare come esempio del grande danno al turismo e quindi all'indotto di una comunità che l'emergenza coronavirus può portare. Gli diamo la linea, sindaco, ci sente, siamo collegati, siamo in diretta. Io vi sento, buongiorno a tutti. Benissimo, c'è questo stacchetto da fare ogni volta perché non sappiamo mai se Skype, che pure è una bellissima applicazione, funzioni perfettamente, vada, non vada, e questa volta va, vuol dire che anche a Abano avete una fibra che funziona e approfittiamo di questa sua presenza. Intanto la ringraziamo per essere qui con noi, per il tempo che ci concede. Grazie a voi per l'invito. Sappiamo che voi sindaci in questo momento siete un po' il collo di bottiglia fra i cittadini, la popolazione e le istituzioni, quindi avete moltissimi impegni anche gravosi. Però a lei chiedo soprattutto questo: cosa sta succedendo nella vostra area termale in questo momento di emergenza? Ma guardi, lei ho interrotto una giunta d'emergenza che stiamo facendo per determinare i criteri di assegnazione del fondo che ci è stato assegnato sabato scorso dall'ultimo decreto del governo. E sicuramente l'area termale nostra è l'area più importante d'Europa, perché è un'area termale compresa Montegrotto. Abano Terme e Montegrotto fanno più di 3 milioni e 200 mila presenze all'anno e quindi hanno una economia legata direttamente o indirettamente al turismo. Sicuramente abbiamo necessità ora come comunità e come imprenditoria di vedere di avere dei provvedimenti forti, soprattutto per iniettare liquidità nelle imprese, per garantire la continuità anche degli ammortizzatori sociali, perché abbiamo previsto che purtroppo anche nei prossimi mesi ci sarà bisogno, perché il turismo poi non è che riparte dopo Pasqua, il turismo se va bene ripartirà, comincerà a muovere i primi passi se va bene da ottobre, quindi per noi significa pensare già di fatto al 2021, anche se io sono un po' più ottimista e magari credo che magari per gli ultimi mesi dell'anno qualcosa si riesca a fare. Certo è che abbiamo un territorio, un bacino termale che ha solo 5.000 lavoratori solo impiegati nell'area alberghiera, più centinaia di imprese che sono dette il famoso indotto, che naturalmente gravitano e partiranno soprattutto solo quando ripartirà il turismo. Quindi abbiamo bisogno sicuramente di provvedimenti a difesa delle aziende perché stiano in piedi, ma già cominciare a pensare a come ripartire, anche perché terminata l'emergenza sanitaria dobbiamo affrontare quella economica, e questo si fa anche pensando ad un contesto turistico dove probabilmente dovremo mettere in piedi delle azioni di comunicazione importanti insieme alla regione per recuperare quella appetibilità
e quello smalto che ci avevano consegnato un 2019 addirittura con dati positivi rispetto al 2018, per cui è evidente che tutto questo non si farà in un colpo solo, bisogna farlo per gradi, ma bisogna già cominciare a pensarci. Sì, perché ricordiamo che Abano e Montegrotto fanno parte della destinazione, diciamo, Terme Colli Ugani, quindi è tutto un Sì. territorio che o va avanti tutto assieme o rimane dov'è, e quindi può veramente rivelarsi drammatica la situazione. Ma lei ritiene che alla fine di tutto questo il turismo estero, diciamo, i famosi tedeschi che rappresentavano un tempo la parte più importante di quello che è il turismo termale, ritornino in Italia o ci sarà bisogno di pensare a un nuovo modello? Guardi, noi avevamo già il 60% di turisti italiani e 40 stranieri, un po' l'inverso di una decina d'anni fa, quindi sicuramente il turista tedesco è importante, ma credo che seguirà quello italiano, nel senso che se dobbiamo prevedere chi arriverà per primo ad Abano Terme, sicuramente gli italiani che già, ripeto, avevano superato per importanza numerica il turismo tedesco, il turismo d'Oltralpe, quindi tutta quella fascia di Austria, Germania, Svizzera, anche Francia, Russia, quindi sicuramente noi ci aspettiamo una risposta più veloce da parte dei turisti italiani, sicuramente però dovremo fare delle campagne mirate nei paesi di lingua tedesca, russa, francese, proprio per far vedere che questa città non si è fermata, continua a lavorare, continua a programmare opere pubbliche, proprio perché deve, come dire, pensare già ora a cosa farà domani. Anche perché lo ricordiamo, le terme euganee funzionano da 3.000 anni, quindi non si fermano certo per un paio di settimane di emergenza coronavirus. Per quanto grave sia per l'umanità questa emergenza, per un bacino termale di grandissima importanza come quello euganeo, insomma, è un quarto d'ora nel ciclo della storia. Beh, noi abbiamo testimonianze dei romani che venivano qui a curare anche se stessi, a rilassarsi e avevano già loro scoperto le proprietà non solo terapeutiche ma anche preventive, antinfiammatorie dei nostri fanghi termali che hanno un brevetto europeo unico nel loro genere e che quindi qui non avremo problemi di contenuto, sicuramente avremo problemi di distribuzione del contenuto e quindi di riprendere a far conoscere quelle che sono le caratteristiche principali del nostro territorio. Allora, Sindaco, io le chiedo di fare un piccolo sforzo di fantasia. Arriviamo improvvisamente, ci svegliamo, tutto questo è finito fra una settimana, 2 settimane, un mese, quello che sarà. La macchina non si è mai fermata, però bisogna accelerare e andare avanti. Qual è la prima cosa che farete per accelerare e tornare insomma al vostro numero di giri del motore abituale? Ma sicuro, io credo che la parte di comunicazione sia quella principale. Infatti, noi abbiamo molta fiducia anche in quello che ci ha detto la Regione, che programmerà un'imponente campagna di comunicazione per tutto il Veneto e noi dovremmo, come dire, prendere questo treno e fare anche la nostra parte valorizzando il nostro territorio termale, i Colli Ugani che, ripeto, rappresentano un'esperienza per il turista spesso unica e che noi vorremmo, come dire, riprendere con forza, magari anche attraverso testimonial così famosi che possono naturalmente aiutarci a recuperare il terreno perduto. Ecco, quindi questo è anche un modo di dire che se non si lavora in rete tutti assieme, parliamo dei Colli Ugani che sono un territorio magnifico, se non si lavora tutti insieme a braccetto in rete non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte, soprattutto in questo momento di crisi. Noi sappiamo che il nostro Veneto è fatto di uno splendidi imprenditori che hanno fatto da soli e nella storia si sono affermati per la loro creatività e spesso senza fare un sistema. Ora invece credo sia arrivato il momento di farlo
primo per necessità, perché da soli non si va da nessuna parte, e secondo anche per utilizzare meglio le risorse che avremo a disposizione per rilanciare il nostro territorio. Allora, noi non sapevamo, ce l'ha detto il sindaco che ha interrotto una giunta d'emergenza per poter informare i nostri telespettatori anche di quello che succede nell'area termale. Le chiediamo, prima di farla tornare alla sua giunta, come dividerete, come utilizzerete questo anticipo che il governo ha concesso di utilizzare per l'emergenza. Ma sicuramente questa è la scelta, ma credo sia abbastanza chiara. Sicuramente tutti coloro che non hanno mezzi, che non hanno lavoro, che sono quindi soggetti che possono facilmente provare la loro difficoltà, come dire, temporanea, e a quelli noi dobbiamo dare risposte. Siamo convinti di individuare dei criteri semplici e anche pratici e non burocratici da utilizzare con facilità, e oggi pomeriggio definiremo tutti i criteri attraverso i quali poi distribuiremo questi buoni, insomma, che ci sono stati dati dal governo centrale. Allora, le auguriamo buon lavoro, la ringraziamo Sindaco per essere stato con noi. Io vi ringrazio e un buon lavoro a voi. Grazie, avevamo in collegamento Skype il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato, che ci ha informato su quella che è una delle aree termali probabilmente più importanti d'Europa. Avete sentito un numero di visitatori, di turisti davvero impressionante, parliamo di milioni di persone ogni anno inserite in un territorio dal punto di vista naturalistico unico come i Colli Euganei. 3000 anni di storia delle terme, però insomma la difficoltà che vivono alle Terme Euganee, Abano e Montegrotto è la medesima che stanno vivendo tutti gli altri paesi del Veneto in questo momento. Avevamo sentito poc'anzi anche il sindaco di Vo, Giuliano Martini, per un caso dell'organizzazione di questa diretta. Si tratta di 2 località euganee che presentano più o meno le stesse problemi, perché anche Vo, abbiamo sentito, essendo una sorta di food valley, avrà i suoi problemi a ritornare in ritmo con le attività ristorative, con la produzione di vino, con tutto quello che consegue a un'attività di tipo enogastronomico, produttivo e commerciale come quella di Vo e dei Colli Euganei. In generale, noi fra poco, visto che parliamo di enogastronomia, che è un argomento che personalmente mi sta molto a cuore, avremo una piccola sorpresa. Ve l'avevamo promesso qualche giorno fa, e avremo il nostro amico chef Andrea Cesaro che dovrebbe aver preparato una semplicissima ricetta per i nostri telespettatori, un modo per concludere dolcemente, forse, o in modo salato, non lo sappiamo ancora, questa fetta dell'informazione di Rete Veneta. Prima di andare a sentire il nostro chef di fiducia, vediamo il servizio sulla Pasqua che è stato confezionato dalla nostra redazione di Vicenza. Alla luce delle disposizioni della Santa Sede e anche agli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana, il Vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol, ha inviato una lettera a tutti i preti e i fedeli della diocesi contenente alcune indicazioni per vivere la Settimana Santa con impegno e con generosità. Sarà una settimana necessariamente da vivere ancora in casa, senza la possibilità di partecipare ai riti suggestivi e intensi della Domenica delle Palme con la benedizione degli ulivi e del Triduo Pasquale. Il Vescovo, pur nella tristezza di questa notizia, ci esorta comunque a preparare con cura e a vivere con fede i giorni della Settimana Santa, dal 5 al 12 aprile, facendo delle nostre famiglie e delle nostre case piccole chiese domestiche. Il Vescovo dà alcuni suggerimenti in questo senso, ci invita ad allestire nelle nostre abitazioni uno spazio stabile dedicato alla preghiera. Poi ci esorta a vivere la preghiera quotidiana con intensità e fedeltà, aprendo il nostro cuore non solo alle nostre necessità, ma pregando per tutti gli ammalati e poi anche per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari. Sarà una settimana santa se ciascuno di noi cercherà di compiere qualche piccolo gesto di carità, possibile a tutti, una telefonata a chi è solo, andare a fare la spesa per una persona anziana, ammalata, o magari anche ricordarsi
con un'attenzione speciale per chi in questo momento si trova in difficoltà economiche. Poi naturalmente l'invito a seguire le celebrazioni della Settimana Santa attraverso i media. Il Vescovo Beniamino celebrerà tutti i riti della Settimana Santa nel santuario di Monteberico e tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta radio e TV. Quindi questo vale, naturalmente in questo caso era per Vicenza, ma sappiamo che un po' tutte le diocesi, un po' tutti i capoluoghi religiosi del Veneto si stanno organizzando per le celebrazioni pasquali che, gioco forza, ormai insomma è chiaro a tutti, dovranno essere svolte senza assembramenti, quindi senza la presenza dei fedeli. Erano in arrivo processioni, lo sappiamo, saranno le palme fra pochi giorni, poi sarà Pasqua, sarà una Pasqua molto molto diversa dal solito, bisognerà un po' adattarci tutti quanti, ma abbiamo sentito che la Chiesa si sta organizzando per andare incontro alle esigenze di tutti. Adesso invece, visto che fra poco sarà Pasqua e che dovrebbe essere un momento di festa anche per le famiglie che sono in difficoltà, andiamo a vedere cosa sta facendo il Banco Solidale dell'Associazione Veneti Schiacciati, che avete imparato a conoscere anche attraverso le nostre trasmissioni. La solidarietà del Banco Solidale, con anni di esperienza costruita accanto agli ultimi, è la grande forza della Croce Rossa, che con uomini e mezzi da sempre sostiene il territorio. Un'alleanza contro l'emergenza per arrivare anche a chi in questa situazione ha bisogno di aiuto e rischia di essere isolato. In questo momento dobbiamo fare squadra con istituzioni, con associazioni strutturate, perché il momento è delicatissimo. Come dice il nostro governatore Luca Zaia, dobbiamo stare molto attenti a come ci muoviamo nel territorio, perché è fondamentale. Questo virus è subdolo, non si conosce, non sa che mutazioni ha, perciò anche queste borse che arrivano a casa devono essere in massima sicurezza. Il banco alimentare metterà i prodotti, mentre noi daremo il supporto logistico. Andremo con dei mezzi distribuiti sul territorio, l'idea di avere 5 mezzi che andranno a dividersi il territorio della provincia di Treviso e altri comuni limitrofi, e su cui caricheremo delle borse su indicazioni del banco alimentare e le porteremo casa per casa. Come sostegno invece il banco ha donato a Croce Rossa un assegno di 5.000 euro, donazioni che arrivano dal cuore dei tanti cittadini che da anni conoscono e apprezzano il grande lavoro dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla crisi. Abbiamo un mezzo che andrà nella parte sud di Treviso, 2 mezzi che si divideranno il territorio del comune di Treviso entro e fuori le mura, e poi abbiamo dei mezzi che andranno a nord o a ovest del territorio, in modo da cercare di ottimizzare la distribuzione. E grazie anche a questa importante associazione, la Croce Rossa, abbiamo la possibilità di capire come stanno le nostre famiglie nel disagio, perché noi avviciniamo le famiglie nel disagio, che non hanno da mangiare, che non hanno soldi, che non hanno più niente. Questo è il nostro obiettivo. La Croce Rossa sta distribuendo contemporaneamente anche le uova di Pasqua nei reparti di pediatria degli ospedali e continua con il servizio di misurazione della febbre nelle aziende. Con i Veneti Schiacciati dalla crisi potete continuare a donare, come stanno facendo le aziende e i supermercati. Quindi questo era quello che sta facendo il Banco Solidale dell'Associazione Veneti Schiacciati, perché in questo momento c'è bisogno davvero di tutti, e bisogna dire però che la solidarietà dei Veneti non si è mai fermata, lo avete visto, e lo confermano anche le donazioni che continuano ad arrivare sia alla Liban, che vedete in sovrimpressione, che è quello di Helios Onlus, che raccoglie fondi per dotare gli ospedali della Pedemontana di attrezzature nuove, apparecchiature per combattere questa guerra contro il coronavirus, e sappiamo che ormai ammonta, l'ultima rilevazione mi pare che fossero 14 milioni, ma cresce continuamente anche il conto che la Regione ha attivato per combattere il coronavirus con la solidarietà. Quindi il grande cuore dei Veneti non si ferma mai. Noi continuiamo questa nostra informazione ai tempi del coronavirus, che è insomma una frase fatta, ma è così perché cambiano molte cose. Fino a qualche giorno fa avremmo avuto ospiti in studio, avremmo avuto persone qui da noi in questa sede, e invece adesso abbiamo i nostri ospiti che si collegano con noi via Skype. Fortuna del web, potenza
della rete e ve l'avevamo promesso, abbiamo in collegamento Skype il nostro chef con 2 F naturalmente e con la bombetta, Andrea Cesaro, che sabato ci eravamo sentiti, avevamo parlato di come trascorrere un po' il tempo facendo le preparazioni di base per la focaccia e per la pasta fatta in casa. Sappiamo che tantissimi si sono cimentati in questa proposta e vediamo oggi che cosa ha preparato per noi. L'abbiamo in diretta da casa sua, è proprio il caso di dirlo. Andrea, grazie ancora per essere stato con noi. Ciao, buongiorno a voi e grazie ancora. Ciao Ferdinando, buongiorno a tutti. Bombetta d'ordinanza. E che cosa hai preparato per noi? Allora, oggi ho pensato, Ferdinando, a un piattino veloce, anche visto l'orario, siamo generalmente sulle 3:20, giusto 3:25, quindi tra poco è ora del famoso aperitivo in casa, si può fare anche quello, quindi può essere un modo in più. Quindi, un prodotto veloce. Vado a farti vedere in velocità, ok Ferdinando? Abbasso la telecamera. Allora, ho preparato dei crostini di pane fatto in casa, quella famosa focaccia che ti avevo detto, una focaccia integrale, quindi abbiamo farina integrale, farina di semola e ovviamente farine dei coniugani, quindi qua abbiamo una grande qualità di territorio. Vado a mettere il mio prodotto in una bella tavoletta di legno, a parte ho brasato con un buon vino, eccolo qua, questo è un bel Policella a ripasso, ho brasato del radicchio, quindi ho fatto del radicchio brasato per andare a fare questi crostini, ma non è finita qua perché l'aperitivo di oggi è molto ricco. Io a questi crostini, Ferdinando, vado ad aggiungerci della cipolla caramellata, fatta in casa anche quella, quindi ecco qua la mia cipolla caramellata con dello zucchero integrale, un goccino di aceto, quindi resa un po' agrodolce, vado a metterla ovviamente sopra al mio crostino, ma non è finita qua ancora Ferdinando, perché cosa faccio? Un buon formaggio a scaglie che mi dà quel tocco di sapidità, ma attenzione che non è finita perché a parte ho preparato un buon ovetto da mettere ed accompagnare. Ecco qua quindi il nostro piattino, il nostro aperitivo da fare in casa, prodotti buoni, prodotti del territorio e direi che è un aperitivo da campioni oggi. Non ci aspettavamo niente di meno da Andrea Cesaro che in 1 minuto e mezzo ci ha consigliato un aperitivo. Adesso lo vediamo anche da vicino. Io non posso approfittare perché sono seduto qui, ma insomma sono certo che a molti dei nostri telespettatori questa preparazione, alzala, falla pure vedere. Faccio Andrea, vedere, alzala un po' di più. Ecco, una preparazione semplicissima con delle cose che abbiamo di sicuro tutti quanti in frigo, perché bravissimo. radicchio, ormai gli ultimi radicchi, perché insomma... Bravo, diciamo... sì, se parliamo di tardivo, giusto, quindi abbiamo gli ultimi radicchi di qualità, infatti con quello che c'era in frigo, oggi volevo farmi Ferdinando il risotto con i fenoci, il famoso risotto con i fenoci, il mio fornitore non ce li aveva, ma appena arrivano prometto che una ricetta con i fenoci, ovviamente il classico risotto con i fenoci ci sta. Oggi ho pensato a un aperitivo e ci stava con questo buon vino veneto. Quindi Andrea, ancora una volta abbiamo dimostrato che non serve andare a fare la spesa o chissà cosa tutti i giorni per sopravvivere. Questo non è sopravvivere, questo è trattarsi bene. Per fortuna che alla fine di questa tranche poi ci sarà anche più avanti un'ora di mantenimento, 1 ora e mezza compilata, in modo che magari chi ha fatto la merenda con i tuoi consigli possa rimettersi un po' in moto. Quindi Andrea, il discorso è sempre quello, non serve uscire tutti i giorni a fare la spesa, basta aprire il frigorifero e vedere quello che noi abbiamo tutti nel frigorifero, magari là dietro, magari un po' nascosto, magari un po' avanti anche perché capita di dimenticare qualcosa. Un altro consiglio Ferdinando, perché dopo sai che anche oggi avevo dei pomodori, mi sono fatto una salsa pomodoro, no? E attenzione, perché con la salsa pomodoro che vado a pelare, no, li ho buttati via, guarda qua cos'ho. Ho delle chips di pomodoro fatte con le bucce, che queste con l'aperitivo così del genere possono diventare interessanti. Quindi impariamo anche a non buttare. Non si butta via il tempo, ma non buttiamo via neanche il cibo. Impariamo a utilizzare tutto, impariamo a utilizzare ogni cosa dei nostri buoni prodotti che abbiamo. Naturalmente non si butta via niente, men che meno in questi periodi di emergenza, però credo che dobbiamo spiegare ai nostri telespettatori come si fa al volo naturalmente, una chip di pomodoro. Cioè, guarda, basta un microonde semplicemente e la chips di pomodoro. Io prendo la buccia di pomodoro che ho semplicemente pelato dopo aver ovviamente sbollentato in acqua bollente. La metto in microonde 2 minuti e guarda come diventa
croccantissima, senti che rumore qua, può diventare una polvere, può essere messa dentro la pasta fresca, può essere messa dentro la focaccia, quindi guarda un modo per riutilizzare le cose in un modo fantastico, in 2 minuti, 2 minuti di tempo. E magari guardando poi Rete Veneta o questa sera seguendo le nostre trasmissioni, qualcuno può, invece di patatine che non fanno sempre bene, possiamo dire Bravissimo. è una sorta di patatina fatta in casa molto salutare. Ma Andrea, andiamo a parlare di cose un po' più serie. C'è bisogno in questo periodo, lo sappiamo bene, a parte la bellissima merenda che hai fatto tu, di stare molto attenti all'alimentazione, perché peso a parte rischiamo che i giorni di quarantena, i giorni di isolamento si trasformino in un peso vero per quando ne usciremo. Quale consiglio puoi dare ai nostri telespettatori per gestire un po' i propri pranzi, le proprie cene, visto che si sta in casa e a parte l'ora e mezza di ginnastica che proponiamo noi, è difficile poi muoversi? Sicuramente è quella di variare un po' la propria dieta, quindi cercare anche a livello nutrizionale di non ingerire troppi carboidrati. Sì, ci abbondiamo di focaccia e di pasta, ma attenzione, non esageriamo. Cerchiamo di consumare più verdure, proteine, ma anche proteine in modo diverso, attraverso anche magari una bella zuppa di farro, una bella zuppa di fagioli. Insomma, ci sono tanti modi. Variamo la nostra dieta, soprattutto all'interno ovviamente della casa, dove delle volte non c'è niente da fare e si mangia. Quindi prestiamo attenzione, mangiamo sano, prodotti ovviamente di stagione, quindi la stagionalità, prodotti sani, e cerchiamo di consumarli. Insomma, magari pensando anche ad altro, leggiamo un libro, perché alle volte bisogna avere la mente. Se la mente è troppo, si va sul cibo. Cerchiamo di fare altro, leggere, magari leggiamo le ricette da preparare per la sera, in modo che quando leggiamo perdiamo del tempo. Anche perché il Veneto ha delle ricette che sono davvero straordinarie, perché abbiamo la fortuna di avere una varietà di prodotti praticamente infinita. Andiamo dalle Dolomiti al mare, passando per fiumi, colli, campagne, insomma abbiamo laguna, abbiamo davvero di tutto. Ovvio che in questo momento meno ci si procura cose da lontano, meglio è, quindi territorio. Secondo te, Andrea, tu che sei uno chef e insegni anche ai ragazzi cucina, questa situazione ci insegnerà a usare meglio e di più i prodotti del territorio? Quando sarà finito, invece che andare a prendere un prodotto dall'altra parte del mondo o magari dall'altra parte d'Italia, con tutto il rispetto, staremo più attenti a quello che compriamo? Io spero di sì, perché questo vuol dire, si ritorna nella frase, nella cosa valorizzare il territorio. Parliamo tanto, ci riempiamo la bocca di valorizzare il territorio, ma delle volte non lo facciamo con la consapevolezza di come lo diciamo. Quindi questo sicuramente deve essere un messaggio di valorizzare sul serio il territorio. Io quando vado a fare in giro in cucina o show cooking valorizzo tantissimo chi c'è dietro. Quindi la figura del cuoco è la figura che si fa portavoce di un territorio, di un prodotto di qualità e di chi dietro ci lavora con tanta fatica. È facile per noi cuochi mettere il piattino sul piatto e trasformarlo in mezz'ora, quando dietro c'è un lavoro veramente di sacrificio di aziende, piccole aziende di qualità, che producono dei prodotti meravigliosi. Quindi valorizziamo il nostro territorio attraverso i nostri prodotti. Da adesso in poi, ma da sempre è così, e adesso un motivo in più per valorizzarlo ancora, a partire da noi cuochi, da noi professionisti. Questo è un messaggio importante, ovviamente poi anche nelle case. Questo è davvero un messaggio importante e fa piacere sentirlo da uno chef giovane che però insomma si è già fatto conoscere alla ribalta nazionale grazie alla sua abilità. Andrea, prima di lasciarti ti chiedo un'ultima cosa. Cosa possiamo trovare adesso nei prossimi giorni come prodotti di stagione, e ricordo senza uscire più del dovuto? Allora, mi arrivano dei messaggi, delle foto adesso iniziano le prime frittatine con i scriscioi, con i bruscandoli, ma arrivano le foto delle prime, una ragazza mi ha mandato delle tagliatelle con i bruscandoli, fantastiche. Allora, ovviamente ci sono i fornitori che ti portano, quindi anche qua il negozio di frutta e verdura che mi porta verdura può trovarli. Abbiamo i finocchi, che io amo i finocchi, li amo a crudo, li amo bolliti, li amo in crema per saltarmi la pasta, o li amo anche per farmi i nostri famosi risotto con i fenoci, tipico del Veneto, che pochi apprezzano, Ferdinando, pochi apprezzano perché ha quel sapore un po' così. Invece, signori, vi farò vedere che è un risotto di tutto rispetto.
Allora, io la prendo come una promessa questa, naturalmente c'è tempo perché questo isolamento, questa quarantena diciamo durerà ancora qualche giorno di sicuro e Certo. avremo sicuramente modo di vedere, questa è una promessa che esigiamo da Andrea Cesaro, come si fa il risotto di finocchi dalla sua cucina. Ma certo che sì, assolutamente sì. Allora, noi ringraziamo Andrea, è stato come sempre gentilissimo perché Il piacere anche... è mio, grazie Ferdinando, grazie a voi e a tutti quelli che ascoltano da casa. Un Bene. saluto. Grazie Andrea Cesaro, lo chef con 2F, lo chef con la bombetta. State con noi perché lo rivedremo spesso, ormai l'abbiamo preso sotto la nostra ala diciamo di Rete Veneta e lui sarà molto spesso a raccontarci le ricette del Veneto, uno chef giovane che si impegna, avete sentito, a proporre prodotti del territorio, a proporre anche una filosofia del territorio, così insomma, bisogna anche valorizzarlo e noi ne approfittiamo. Andiamo avanti con i nostri servizi. Adesso andiamo a vedere e torniamo purtroppo a un tema, qui finora siamo stati leggeri con la cucina. Dobbiamo tornare a fare il punto della situazione a Merlara perché sappiamo che la piccola comunità della Bassa Padovana sta vivendo un momento estremamente difficile. Anche il sindaco Claudia Corradin è risultata positiva al coronavirus, ma la casa di riposo del paese è un vero focolaio dell'emergenza coronavirus. L'ho sentito proprio stamattina dal medico che coordina, molto bene, e la struttura è stata contentissima perché queste sono persone che hanno lavorato anche in posti di guerra e di situazioni difficili, quindi oltre ad avere una preparazione professionale, mi diceva, hanno anche un approccio specifico per ottenere il meglio in queste situazioni, insomma. Il lavoro dei nuovi infermieri e del medico militare ha dato speranza agli ospiti della casa di riposo di Merlara e agli operatori stremati da turni massacranti delle scorse settimane. Il numero di decessi è fermo a 22 e molti anziani ancora all'interno della struttura sono stabili. Conferma il sindaco Claudia Corradin che entro la prossima settimana si sottoporrà ad un nuovo tampone per vedere se è guarita dal coronavirus. Al centro servizi anziani di Monselice invece i morti salgono a 10 perché purtroppo nelle scorse ore è deceduta una 77enne. La situazione delle case di riposo padovane è monitorata costantemente. In città all'Alta Vita Ira si attendono 10 nuovi tamponi, i contagiati al momento sono 62. Non si registrano invece casi all'Opera Immacolata Concezione della Mandria e di Via Nazareth, sempre a Padova. Restiamo in provincia di Padova, andiamo a vedere quali sono le nuove norme, in questo caso Tribano, per fare la spesa nei supermercati. Nuove norme per la spesa a Tribano. Il comune infatti ha voluto che l'ingresso ai 2 supermercati del paese avvenga solo se muniti di mascherina, guanti e dopo aver misurato la temperatura. All'uscita inoltre viene fornita una nuova mascherina per la spesa successiva. Il sindaco Massimo Cavazzana spiega che la temperatura viene misurata all'esterno del punto vendita e non deve superare i 37,5. In questo caso è consigliato tornare a casa e consultare immediatamente il medico. Questo è già successo lunedì mattina quando a 2 clienti è stata rilevata la febbre. I 2 sono stati mandati dal medico di famiglia. Naturalmente tutti i sindaci, o quasi tutti, si stanno dotando di queste nuove regole per fare in modo che fare la spesa, che lo ricordiamo è sempre consentito, sia fatto in sicurezza da parte dei cittadini. Questo vale per i piccoli paesi e vale anche per le grandi città, perché naturalmente il rischio del coronavirus è uguale per tutti noi, quindi restiamo in casa, usciamo solo per quelle che sono le esigenze indispensabili. Ma stare in casa aguzza anche l'ingegno, come si suol dire, e vediamo questo ragazzo, questa storia di questo ragazzo che ha inventato un nuovo modello di mascherina. Essendo questo pezzo semplice da realizzare, io penso che il mio appello debba essere amplificato e portato a tutte quelle persone che posseggono una stampante 3D affinché producano queste mascherine e affinché queste mascherine vengano distribuite lì dove ce n'è bisogno.
30 centesimi di plastica, un dischetto di cotone per realizzare il filtro e una stampante 3D. E poi la caparbietà di un ragazzo che, udito l'appello di un coetaneo romagnolo, non si è perso d'animo. Riccardo Bettetti, 16 anni, studente trevigiano appassionato di grafica e tecnologia. La stampante 3D l'ha desiderata per Natale e fino a poco tempo fa realizzava modellini di animali. Quando la sua vita è stata stravolta come quella di tutti gli altri, senza scuola, amici, sport, Riccardo ha trovato su internet il progetto per utilizzare la sua stampante 3D e realizzare una mascherina. Io ho provveduto a cercare su internet una mascherina che fosse semplice da stampare e che fosse efficace allo stesso tempo. È venuto fuori questo progetto qui. Questa è una mascherina che può essere lavata, disinfettata e non è usa e getta. Infatti il filtro può essere cambiato. È fatta inoltre di un materiale biodegradabile. Il suo invito è a condividere questo progetto e mettere assieme tutti coloro che hanno una stampante 3D a casa. I tempi di realizzazione sono lunghi, circa 3 ore, ma i costi davvero irrisori. Potrebbe essere un modo per impiegare il tempo mettendosi a disposizione per realizzare ciò di cui c'è bisogno nell'emergenza. Il sogno di Riccardo, fare il pilota. Sicuramente noi auguriamo a questo ragazzo di continuare a volare alto. E se da una parte c'è chi, come questo giovane, si è inventato una nuova mascherina veramente da zero con gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione oggi, ci sono sempre in azione gli speculatori proprio delle mascherine. Contrasto alla speculazione sui prezzi degli strumenti di prevenzione e sanificazione. Con questo obiettivo la Guardia di Finanza sta intensificando i controlli, in particolare su mascherine di protezione e liquidi disinfettanti in commercio, soprattutto nei siti online specializzati. Proprio sulle piattaforme di e-commerce sono giunte numerose segnalazioni di rincari spropositati che i finanzieri stanno ora verificando attraverso il monitoraggio del web. È il caso di una ditta con sede legale a Ponte di Debba che avrebbe posto sul mercato mascherine chirurgiche con un rincaro del 3.950%. Il titolare avrebbe commercializzato su un noto portale di vendita confezioni di 50 pezzi al prezzo di 79 euro. Ogni singola mascherina costava quasi 2 euro contro i 4 centesimi del periodo di pre-emergenza. Le risorse web della società sono state sequestrate e il titolare responsabile è stato deferito all'autorità giudiziaria. I controlli delle forze dell'ordine continuano senza sosta perché ci sono persone che violano quelle che sono le regole imposte in questo periodo di emergenza, c'è chi si fa trovare in giro senza un buon motivo, fioccano le multe, la Guardia di Finanza continua a vigilare anche su quello che è il commercio in tutto il Veneto, quindi insomma vediamo che quello che dobbiamo fare noi è restare solamente a casa, uscire per le cose indispensabili, naturalmente guardare Rete Veneta finché sia a casa perché da qui in avanti avrete la possibilità di rivedere per filo e per segno cosa ha detto Luca Zaia in conferenza stampa con l'assessore Manuela Lanzarin e l'assessore Giampaolo Bottacin sull'emergenza coronavirus in Veneto. Poi un'ora e mezza di mantenimento, abbiamo mezz'ora di Pilates, poi Tai Chi, ginnastica dolce e anche la Zumba per tutti, esercizi molto semplici che tutti possono fare direttamente dal salotto di casa propria. Poi abbiamo la messa alle 18 dalla Basilica del Santo a Padova e poi torniamo con i nostri programmi di informazione. Ringraziamo per il supporto indispensabile in queste dirette chi lavora qui nella nostra regia, Fabio Verina, Alessandro Costacurta, Renzo Rigon, tutta la parte tecnica che altrimenti noi non potremmo informarvi in questo modo. Facciamo ora una brevissima pausa e continuiamo subito dopo.